Sono qui alla ricerca di metodologie, ideologie, applicazioni di bodybuilding differenti che possono aprire la mente e mostrare tante diverse strade. Io sono Lollo e questo è Sposto Ghisa con. Parti lento, dai gas. Questo, tocca uno, tocca due. Tosto ragazzi, tosto un bel po'. Non preoccuparti di quanto sali, perché non vogliamo usare sta roba. Buono. Com'è ultima? Scendi piano, tienila. Giù. Buono. Ok. Buono. Una pugnalata. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con, il secondo episodio della seconda stagione. Sono qui per massacrare le spalle assieme ad Alberto Prevedi. Ciao Alberto. Noi ci siamo già fatti un'oretta e 20 di chiacchierata, abbiamo rotto il ghiaccio, ora rompiamo le spalle. A parte gli scherzi, io mi sono allenato già con Alberto Grazia, ho fatto spalle, ricordo, e ho detto quale migliore occasione oggi per non rifare spalle con Alberto, giusto? Lo rifacciamo. Le rifacciamo, giusto un'infarinatura generale su quello che andremo a fare. Adesso Lorenzo mi ha appena fatto 2 o 3 pose e per come è la struttura partiamo dai posteriori, Ok. e poi improvvisiamo dopo che abbiamo fatto questo. Mi piace molto, quindi diciamo che scoprirete assieme a me cosa farò nel corso dell'allenamento. Con cosa iniziamo? Dopo i cavi. Ok. Mi dicevi di Allora, tenere? la sfera è il fermo, le 3 dita finali della mano sono quelle strizzate forte, l'indice è quasi non necessario, questa è la presa, un po' come un punteruolo rompighiaccio. Ok. Ok? Andiamo a cercare il deltoide posteriore, limitando il tricipite e il braccio diventa un gancio. Grado di flessione? Lo troviamo, il tuo. Da qui circa. Vai, prova a farlo. Allora, considera che devi andare molto in stretch, quindi adesso creiamo lo stretch. Aspetta, fermo lì, vieni dietro col bacino. Vieni dietro, proiettati leggermente in avanti. Chest up, testa giù. Ok? Per stretch, senti che ci sei già. Sì. Parti lento e tira fin dove senti che stai deltoide. Immagina di aprirli, non di portarli indietro. Fermo. Buono. Attimo di stretch. Parti lento, dai gas. Questo. Non avere voglia di venire indietro. Punta di lato. Devi aprire le mani, non portarle dietro. Esatto. Molto meglio. Ottimo feeling, soprattutto il fatto di non dover per forza, anche se viene magari le prime volte in automatico, andare a contrarre core eccetera, ma restare con la concentrazione effettivamente sul L'hai deltoide. beccato subito perché prima di partire eri già in tensione. Quanto è importante, soprattutto in un muscolo un po', io lo chiamo subito lo bastardo come il deltoide posteriore, che è difficile da targetizzare, partire in pre-stretch, cioè partire un pochino più stretchati. Tantissimo pre-stretch e pre-contrazione prima di iniziare a muovere. Quindi anche per contrarre il muscolo prima di muoverlo. E da lì parte dalla presa. Perché nel momento in cui tu inizi a stringermi l'indice stai attivando il bicipite e il deltoide frontale. Questo ragazzi è un bel tips per chiunque. Effettivamente lui dice in una presa iniziare con le prime dita che appoggiano sul pomello a stringere, mentre le altre addirittura rilassate. Sì, no, il medio ancora. Le prime 3. Giusto, le prime 3. Già, perché l'indice è quello più collegato al bicipite. Piccoli dettagli che fanno tutta la differenza del mondo. Se l'hai fatto di merda, Lollo. Fermo, finito, stai già tirando troppo. Un po' meno. Vai. Boh, via. Oh, accelera un pochino le reps. Vai. Non controlla, solo di impatto. Non avere fretta. Via. Vai. È rilassato nel core. Non serve, hai 2 cavetti del cazzo in mano. Via. Piano.
quello che volevo farti fare, lo facciamo magari sto set. Diciamo che hai fatto, no? Ho fatto le mie reps, questa è l'ultima, parziali, rimbalzo, posso anche rilassare, ricarico, rimbalzo. Esercizietti come questi che non hanno impegno sistemico veloce, si va, tanto riesci a ripeterlo praticamente uguale adesso, Certo. con 30-40 secondi lo ripeti. Recuperi. Non venire indietro, aprili. Yes, meglio, 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 meglio. Non focalizzarti sulla fine del movimento perché il grosso lo fai adesso. Vai, fuori tutto. C'ha le parziali alla fine, non cambiare. Andiamo di parziali. Appoggia, colpetti, via, colpetti, vieni a toccarli. Tocca uno, tocca due. Colpetti, colpetti. Non stringere le mani. Ah, relax. perde il deltoide. Tosto, ragazzi, tosto un bel po'. Streccio e trovo io il mio stretch, vedi? Trovo io dove parto che sono in pre-stretch. Questo. Immagina di dare dei man rovescia o dei rovesci di tennis, ok? Verso l'esterno. Con l'omero bloccato. Sempre chest up qua, non far andare in avanti la spalla. Adesso l'unica cosa, mi apre leggermente di più questo e punta verso di me, come per dare una mano rovescia. Tocca, respira, respira. Eccolo qua, ci sei quasi. Vai. Buono. Oh, l'unica cosa da correggere è che non eri comodo col tronco. Mettiti dove sei comodo. Adesso lo fai a sinistra. Trovo la posizione dove mi sento stabile, quasi che il mio peso bilanci la leva. Ok. E quindi Devo quasi lasciarmi vedi, andare. qua faccio poca fatica perché il mio corpo sta già bilanciando il carico. Certo. Questo modo mi permette di stabilizzarmi e lavoro. Meglio. Usa pure anche l'indice. Usa. I primi centimetri. Lì, ragazzi. Non tirare indietro, monta là. Viene troppo indietro questo braccio. Finito. Ultima. Ok. C'ho proprio un blackout dopo un po' che rifaccio Ormai. al deltoide, come se mi si scollegasse il posteriore e lo stimolo va sull'anteriore, sul Perché si mediale. debole nella stabilizzazione adesso. Adesso tu delicatamente li apri fin dove riesci e non sarà tantissimo perché poi inizi a tirare con tutto. Li apri fin dove riesci sentendo tirare sul deltoide. Quando finisce lo remi a gomiti larghi. Aprilo fin dove riesci e vedrai che non sarà tantissimo. Remalo. Piano. Sì, ma devi remarlo a gomito largo, che vuol dire che l'omero mi sta intrarotato. Questo se non hai chiaramente conflitti subacromiali. Quindi aprilo qui fin dove riesci. è questo. Prima aprilo, rompi due movimenti, remalo. Ok, dopo ti diventerà fluido. Non preoccuparti di quanto sali, perché non vogliamo usare sta roba. Adesso, quando non viene più, tra un po', remiamo solo. Ok, fermo. Rema solo, via. Remo. Remo. Alto i gomiti. Gomiti verso di me, gomiti verso di me. Non vuoi fare dorsale. Vai. Remo. 3, 1, 2, buono. È veramente questa la chiave che fa la differenza. Quindi riuscire a fare questo qua ti cambia tutto. Via. Sei largo. Non è male. Sei quasi. Questo è meglio. Ok, capito il concetto? Bravo. Bravo.
Bravo. 5 Lollo. 1 2 gomiti, 3 gomiti, 4 buono. Meglio. Sì, Devi girare lo più il percepivo. Mi è innaturale, nel senso che non sono abituato effettivamente a portare il gomito avanti. Sento effettivamente il deltoide posteriore attivarsi, lavorare. Coadiuvato anche dall'esercizio di prima, che comunque sia l'ha gomito. Lo lavorato attivi. mentalmente, sono sicuramente più collegato al distretto. Ok, praticamente ne abbiamo già visti 3 di esercizi. Comunque abbiamo concluso quelli che sono i posteriori, giusto? Esatto. Ci Passiamo spostiamo dalle spinte. all'anteriore. Le facciamo con un grande classico, la shoulder press fatta al contrario. Fatta al contrario, ragazzi, questa è la prima volta che faccio una shoulder press al contrario, lo ammetto, e sono molto curioso. Lo sentirai fatta così, più sul deltoide laterale e meno sul frontale rispetto alle spinte classiche che fai di solito. Secondo te il concetto di citare le esecuzioni, quando può essere e se può essere funzionale, e se ci sono dei distretti che ne beneficiano di più? Le alzate laterali che vediamo dopo, in primis. E quello infatti era dove volevo poi andare a toccare. Credo nel cheating funzionale, perché ti permette di saltare alcuni punti morti o di tenere sotto tensione il target, che dovresti scaricare se non lo facessi. In un esercizio come questo, come quello di prima sul deltoide posteriore, secondo te? No e no. Questi non sono esercizi dove il cheating diventa Là funzionale. perderesti focus sul deltoide. Focus, e qui sei in una spinta. Sì. C'è poco da citare. Quando sei pronto partiamo. Sosta, non scendere troppo così veloce. Spingi, controlla, sosta, gas, via. Respira, Andiamo, bravissimo Lollo. Tieni attenzione quando sei giù. Non è una ISO, stai spingendo troppo piano perché salga, questo è il concetto. Non è una isometria, è solo una spinta che non lo alza. Spingi, via. Andiamo. Ok, tutte quelle che ci sono normali. Via. Spingi. 2 con me. Stai composto, stai ordinato. Non cambiare postura. Con me ultima. Scendi piano, tienila. Giù. Buono. Perfetto. Secondo te, Alberto, qual è il distretto muscolare più difficile e ostico da allenare? La schiena, perché non lo riusciamo a vedere? No, questa è una cosa che si ha all'inizio. Cioè, se parliamo di principiante, sì, che non gli interessa neanche all'inizio, un po' come le gambe. Negli anni ti direi di no. Non c'è un gruppo più difficile, c'è un gruppo più difficile su una struttura biomeccanica. Se hai un'attaccatura del dorsale come ce l'ha Derek Lansford, tu come cazzo ti metti, il dorsale ti lavora, no? Chiaro. Se sei sfigato, ce l'hai attaccato in un altro modo, devi diventare matto nel senso buono, cioè devi metterti lì, trovare l'angolo, preattivarlo, prestancarlo, prestrecciarlo, cioè qualsiasi cosa serva per poter ottenere un po' di ipertrofia lì, perché altrimenti tu di tuo non attivi quelle fibre. Già magari ce n'hai poche, sono attaccate pure sfigate, quello è il problema. Quindi non c'è un gruppo vero che non si può allenare, dipende come ce l'hai attaccato. Primo vero esercizio diretto sul mediale, sebbene là comunque l'abbiamo già toccato come abbiamo visto, alzate laterali, classiche. Classico. Famosissimo, più celeberrimo esercizio per i deltoidi Classico per modo di laterali. dire. Classico, molto spesso sbagliato. Sono qua per farmelo correggere, ragazzi. Vai, Vediamo. personalizziamolo. Usiamo questi? Manubri da 70 kg, la prima volta che li vedo, Piega il braccio, prendila un ibrida con una tirata al mento, che vuol dire che questo gomito verrà indietro. Scarichiamo sto trapezio, cerca di aprire un po' la scapola. E già abbiamo più o meno preso un angolo un po' più funzionale di prima. Adesso dobbiamo lavorare sulle scapole, ok? L'ideale è che tu adesso riesca a fare questo e a lavorare con la scapola abdotta. Vai, escludimi il più possibile i trapezi. Già così non è male. Bravo. Per non frenare di trapezio andiamo ad appoggiare, quasi a sbattere, piegando le ginocchia sulla coscia. Piega le ginocchia. Immagina che fai questo e poi vai ad appoggiarli sopra. Non male. Sciogliti adesso. Adesso stai sciolto.
Ancora meglio se quando fai qui riesci leggermente a tirare indietro quando sei su. Eccolo qua. Discorso molto interessante che abbiamo toccato prima nella chiacchierata muscolosa, il tema della percezione. Quante volte sento il muscolo non significa avere il risultato ipertrofico. Questo ne è un esempio, come dicevamo. Il fatto di avere un'ottima magari percezione in questo modo, poi però la spalla non cresce, un motivo c'è. Direi di rifarla con un 16 kg e mettere in pratica ciò che mi ha consigliato, sia quello di tenere tensione costante sul deltoide, seppur cheatando, ma è un cheating funzionale, voluto. Yes, faglielo vedere, vai. Rimbalza sotto, piega le gambe, usa le gambe, usa le gambe, usa le gambe. Meglio. Tira indietro quando sali, tira indietro quando sali. Meglio. Respira. Respira. Non rilassare il deltoide. Piega il tronco, non rilassare il deltoide. Ai parziali, stai in isometria. Prima quando mi hai detto citta, rimbalza, Sei acceso. ho iniziato a rimbalzare. Sei acceso. Qua era più, penso a quello che sto facendo un po' troppo nello La voglio specifico. fare meglio. Esatto, È venuta di merda. esatto. Passiamo all'esercizio che io ho personalmente in scheda, sono delle alzate laterali su piano inclinato, in poche parole. Su panca, in questo caso le facciamo a muro, cambia poco, giusto? Cambia poco. Sei un po' più verticale. Valuta la mia esecuzione, che ovviamente sarà straordinaria. Perché non sfruttare una parziale qua? Vai. Parziale. Bravissimo. Quello che ti mancava era fare questo. Lollo. Alberto. Scapola completamente bloccata. Non scende sotto questa Sì, soglia sì. qua e arriverà lì. Ok? È chiaro che mi serve anche magari un pizzico di cheating perché ho svincolato tutto, quindi sto poveretto è già in tensione e non ce la fa. Ok? È diverso da fare questo. Se riesci a bloccare la scapola, è pesante quello scapolo bloccato. Tieni la scapola bloccata. Vai, blocca la scapola. Bloccatissima. Sulla fin dove puoi. Tieni sempre la cadenza. Do la contrazione, streccio tenendo aperta la scapola e riparto. Streccio e riparto. Dì che lo facciamo su panca dopo. Vale la pena impararlo, dai. Ok, Scapola. ok. Poi decidi se stare, come di solito si fa, leggermente sul piano frontale. Vedi che come apri la scapola c'è già il tricipite in tensione perché Sì. la sto sparando fuori. Scapola, stretch. Questo. È come se tenessi una borsa quasi, Sì, quello sì. È che è come se avessi, vedi, una pallina sotto che non ti permette di andare più giù con e mi l'omero. stacca il trapezio però. Quindi è più di una pallina, ho svincolato il trapezio. Quindi tutto va sul deltoide. Il dorsale è contratto? Non contratto, solo la scapola abdotta. Solo la scapola abdotta Lui no. e basta. Vai. Cerchi di tenere aperta la scapola. Abdotta. Sì, già meglio. Vai. Già meglio. Diamogliela fin dove lo senti. Piano. Contrazione, squeeze, streccio, percepisco lo stretch, mi fermo, squeeze e tiro. Non dobbiamo sollevare o abbassare niente. Sono delle contrazioni queste, sei tu che le comandi. Bravo. Bravo. Penso di vedere lo stretch sulla fila. Bravo. Bravo. Quando non ce n'è più, parziali, ma sempre con la scapola ferma. Colpetti. Toc, toc. Respira, respira, respira. Cosa ti blocchi? Respira, 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 respira. Ok. Oh. Una pugnalata. Scapola. Bravo. Bravo. Qui lo fai molto meglio, bravo. Vedrai che lo sentirai ancora meglio. Non c'è avere fretta. Blocca, ricorda. Contrazione, stretch. Tenendo fermo, sento che si spacca quasi. Quando è in pieno stretch, riparto con la contrazione. Vai. Dai che ci sei, Lollo.
Questa la apri molto meglio. Vai. Quando non ce n'è più, con il colpetto parziale, però scapola sempre aperta. Vedi che sei esattamente nella posizione perfetta anche col tuo testo. Qui si inizia. Ok. Questa Quindi merda multipole, scapola. funzionale. Quello è la prima cosa che mi porta a casa oggi, il fatto di controllare la scapola durante un'alzata. In più qui sfruttiamo un po' quella che ti senti, intra, extra rotazione dell'omero. Intra, extra rotazione dell'omero. Scapola sempre abdotta. Lavoro sull'omero. Stretch. Contratto. Ok, concetto quello che hai percepito là. Immagina che siamo qui. Questo sta andando dentro. Mentre saliamo, tu non mi stringi la mano, però è un bel gancio. Devi fare questo. Se trovo la tua posizione in maniera che il cavo passi. Ok. Girati ancora un pochino di più. Sì. Ok. Trovati comodo. Non male. Quanto dolore da una bici. E che ci sei? Scapola? Sì, assolutamente. Bravo, bravo. Buono. Parlo con te. Se non l'hai ancora fatto, lascia like, commenta. Alberto prima mi ha minacciato per un successivo allenamento di dorso, che già questo disfale veramente. Mi sono riscoperto pippa. E ovviamente Iscriviti al canale. ok, ultimo esercizio dopo aver toccato i mediali come avete visto. Torniamo all'anteriore, diciamo, classicissimo lento avanti con manubri. Colpo forte di ginocchio. Su, bravo. Esatto. Porci leggermente i polsi. Vai. Via. 2. Dentro l'aria. 3. Controlla. 4. Già stato allenato, andiamo. Via. 5. Non riposare su. Dentro l'aria. 6. 7. Non riposare su. 8. 9. Tutti insieme. Oggi più sulle spalle e poi sulle gambe. Giù. Buono. Sicuramente il tips di portare avanti il gomito devo farlo un po' mio, sicuramente. In particolare quel movimento lì mi hai detto che va a targetizzare meglio, è più per la sicurezza della spalla, mi dicevi. Entrambe. A livello di
arco lombare più o meno accentuato, qualcosa consigli? Persona a persona. Ok, non è che se mi accentui troppo l'arco poi ovvio che entra forse un più in gioco il pettorale. Nulla vieta di farlo senza, adesso non con i manubri, ma di farlo senza Schienale. Un lento avanti senza schienale da seduto lo puoi fare tranquillamente. Alla Smith è ancora più facile, Al multipower, sì. però anche libero, l'ho sempre fatto libero. Tieni spesso come chiusura dell'allenamento una spinta, un esercizio così di spinta? C'è un motivo in Sì, di particolare? solito però partirei con le prime spinte pesanti, con i manubri, Ok. e chiuderei con una tecnica che potrebbe essere un cluster o altro con una shoulder press, dove si applica, sei più sicuro anche da stanco. C'è un motivo per cui metterei l'anteriore alla fine e... Di solito prendi un principiante, inizio con una spinta, metto tutto e finisco ancora con una spinta. Ah, a chiudere proprio. Su un avanzato magari parto col posteriore, le spinte potrebbero arrivare in fondo in più versioni. Una questione forse anche neurale, che le spinte poi rischiano di bruciarlo subito? Sì, ma soprattutto un avanzato, magari un agonista eccetera, quindi il posteriore ha un'importanza Fondamentale, sì, grande. più che... Cioè io concettualmente ho questo: se un ragazzo non deve gareggiare, l'impegno che metterò sui suoi deltoidi posteriori, sui suoi glutei, sui suoi femorali c'è, ma ok, un agonista finché il gluteo non è come deve essere si sta lì, perché oggi vogliono il gluteo in gara, no? Vero. Quindi stessa cosa il deltoide posteriore, è un discorso di quanto starci sopra. Prima di chiudere, ragazzi, direi di farti vedere un po' la condizione, così l'occhio esperto la valuta. Eh sì, devi cercare di aprire. Ricordati che i giudici stanno in basso, quindi tutte le volte che sei leggermente così, e il contrario di schiena. Schiena. Bravo, con le scapole. Doppio bicipite. Cosa che i giudici sono giù, leggermente, non troppo. Lato a scelta, side chest. Di schiena, doppio bicipite. Dorsali. Most muscular. Questo è bello. Ci lavora tanto sulla posizione delle scapole, perché visto solo la rilassata, tra aperto crea una bella linea. Secondo me puoi far bene, hai delle belle pose, la most muscular buona, hai braccia e petto dominanti sulla spalla e la schiena indietro. Lo sai, ce n'è un sacco da fare. Poi la schiena, quando non sei tirato, sembra sempre peggio. Quando ti asciughi escono i dettagli, vedi lo spessore, però ad oggi il dorsale ti è sotto e non riesci neanche a contrarlo in posa. Quindi il lavoro delle scapole diventa prioritario lì. Ragazzi, siamo arrivati al termine, anche a poso infinito, di questo shoulder workout. Io mi porto a casa, ragazzi, sicuramente, ma come avete potuto vedere anche voi, tips davvero utili che riapplicherò sicuramente in sala. Vi ho chiesto anche se poi toccheremo il dorso, ve lo farò sapere. Come mi hai visto, lo chiedo a tutti, e effettivamente te l'ho chiesto a telecamere spente, però che margine posso avere effettivamente? Molto sulle spalle, perché non c'è controllo scapolare. Questo somaro qui di fianco a me ancora non ha capito come usare la scapola a suo vantaggio, cosa che tornerà ancora più utile sul dorso in realtà. Per me c'è molto margine. Penso, quello che ti dicevo prima a telecamere spente, tu debba portare via un po' lo spirito di andare a cercare dove percepisci bene l'esercizio, il tuo angolo di lavoro migliore, non focalizzarti sul run completo, non focalizzarti sul movimento. Questo che spero di averti un pochino passato oggi. È passato tutto, ho scelto la carenza, e una delle due, tra spalle e dorso. Ho scelto spalle perché sapevo che mi massacrava, ok, tecnicamente parlando. È troppo facile portare braccia, petto, anche gambe me la cavo, però diciamo che spalle e dorso erano quelli un pochino più ostici. Sono curioso anche di dorso, perché vorrei proprio mettere a posto tutta questa limitazione che ho, che parte poi dal comparto scapolare. Mi confermi? Assolutamente sì. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che come me avete portato a casa qualcosa di utile, e come dico sempre, alla prossima. Alla prossima. Oh, we have great time.